Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio aprire subito questo video facendoti una domanda. Ma secondo te sono più forti a scacchi i russi o gli indiani? Beh, c'è da dire che la Russia da sempre detiene il record di maggior numero di gran maestri, maestri internazionali, maestri sfornati campioni del mondo. Però dal suo lato l'India si sta difendendo molto bene, è una nazione in via di sviluppo e ci sta regalando anche profonde gioie anche in ambito scacchistico. La partita di oggi è una partita rapid, giocata fra due grandi maestri, uno russo col bianco Esipenko, anno di nascita 2002, gran maestro a soli 16 anni, e col nero Niall Sarin, anno di nascita 2004, gran maestro a soli 14 anni. Quindi siamo di fronte a due, diciamo, bambini prodigio, anche se adesso sono un po' cresciuti. E andiamo a vedere come è andata questa partita. D4 è stata la mossa d'apertura, cavallo F6, cavallo F3. Ecco, quando il bianco come seconda mossa, anziché giocare C4, gioca cavallo F3, vuole, diciamo, non vuole subito mettere le carte, svelare le carte in tavola, no? Quindi dopo cavallo F3 si può rientrare sicuramente in un gambetto di donna con C4 o si può andare in una catalana in futura con G3 oppure si può andare in un sistema Colle, sistema Londra con E3 e cose varie. Comunque è molto molto dinamica. D5 secondo me è la migliore risposta, risposta simmetrica, neanche il nero svela le sue carte in tavola. Alfiere F4, ok, ora il bianco ha completamente dichiarato i suoi intenti, vuole giocare un sistema Londra. Il sistema Londra, giusto per farci un'idea, casomai non lo conosci, adesso lo andiamo a vedere, usciamo un attimo dalla partita, quindi mettiamo in pausa questa partita, vediamo il sistema Londra un attimino. Il sistema Londra si gioca con questa idea, per esempio C5, E3, cavallo C6, C3 e 6, cavallo BD2, alfiere D6. Ecco, questo è, diciamo, la base del sistema Londra, dove il bianco ha questa fortissima catena di pedoni tutta disposta su case scure, motivo per cui il bianco non vede l'ora di dare il proprio alfiere camposcuro, proprio perché adesso, grazie a questa catena pedonale posizionata su case scure, l'alfiere più forte è quello bianco, quindi cercherà di non dare mai il proprio alfiere bianco, ma cercherà di togliersi invece l'alfiere nero. Questo alfiere nero, che abbiamo detto che è meno forte rispetto all'alfiere bianco, l'idea è di cambiarlo con l'alfiere scuro del nero, poiché l'alfiere scuro del nero è molto forte, l'alfiere chiaro invece è debole perché non sa bene come uscire. Ora, in questa situazione, da bianco che cosa giocheresti? Qui solitamente ci sono due possibilità, diciamo, anzi tre. C'è la variante di presa, c'è la ritirata, oppure c'è anche questa che è più azzardata. La mossa corretta in assoluto è quella di giocare alfiere G3. Perché? Perché se noi diamo subito via il nostro alfiere in questo modo, è vero che ci liberiamo del nostro alfiere meno forte, catturiamo l'alfiere più forte dell'avversario, ma dopo che la donna è andata in D6, quando noi andiamo a fare una delle nostre mosse, per esempio di sviluppo, ora il nero c'ha questa che è molto forte e per esempio dopo E5, D per E5, cavallo per E5, cavallo per E5, donna per E5, cavallo in F3, adesso la donna si ritirerà da qualche parte, per esempio anche in D6, e il bianco ha una buonissima situazione. E scusami, il nero ha una buonissima situazione, non c'ha veramente nulla da temere in questa situazione. Quindi andare a cambiare subito non è la mossa preferita. La migliore è alfiere G3, dando la possibilità al nero di sbagliare, perché se adesso il nero si lascia prendere un po' la mano, qui la migliore ora per il nero è arroccare. Se il nero anziché arroccare dice ah adesso te lo cambio io l'alfiere, no, questa non va bene perché lascia al bianco questa possibilità. Adesso c'è la torre in H che ha la colonna aperta, il nero vuole arroccare prima o poi e dopo l'arrocco dai grandissime chance d'attacco al bianco. Quindi
Insomma, queste sono le linee guida massime del sistema Londra, poi potremmo stare qui 2 giorni a parlare solo di tutte le varianti. Ma torniamo alla nostra partita reale. Quindi vado veloce perché abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Cavallo F6, cavallo F3, D5, alfiere F4 e 3, no scusami, C5 e 3. Ecco, C5 è quella mossa che devi ricordarti di fare contro questi sistemi, sistema Londra, sistema Colle, è quello che è definito l'antidoto contro questi sistemi, che vai subito a creare pressione al centro. E3, cavallo C6, C3, ecco che si è venuta a creare la famosa catena di pedoni. E ora una continuazione particolare è donna in B6. Donna B6 approfitta del fatto che l'alfiere non è più in C1 e non essendo più in C1 non controlla più il pedone B2, quindi si fa subito un attacco contro B2. Si può rispondere tranquillamente ed è quello che succede in partita con donna B3. Ora è vero che il nero può cambiare la donna, però questo non è un particolare problema per il bianco. Sì, ha 2 pedoni doppiati, ma può tranquillamente nel corso della partita tramite spinte andare a sdoppiarsi. Ecco. Quindi dopo donna B3 il nero continua con C4. Questa è una mossa importante perché controlla spazio sull'ala di donna, ma allo stesso tempo questo tipo di spinta rafforza ancora di più la futura spinta E3 e 4 da parte del bianco. Andiamo avanti, la donna va in C2 per rimanere sempre a controllare il punto B2, ma adesso c'è questo bellissimo tatticismo, questa mossa. Alfiere F5. Alfiere F5 è una mossa di sviluppo, è verissimo che questo alfiere è in presa, ma è anche vero che la donna non può prendere questo alfiere, altrimenti gli entra la donna nera su B2. Per esempio, se ora il bianco cattura, la donna entra su B2 e minaccia inevitabilmente la torre, che non c'è modo di difendere. Qui il bianco dovrebbe togliere il cavallo, il nero guadagna anche questa torre e qui la partita può finire per il bianco. Quindi assolutamente quell'alfiere in F5 non si può prendere, donna C1. Adesso la posizione del nero non è affatto male, tant'è che il motore dà un -1 al nero. Anche perché ora questo alfiere controlla questa bellissima diagonale, c'è subito un attacco su questo pedone, adesso il nero prima o poi giocherà E6 e ci avrà anche l'altro alfiere libero di muoversi. È il turno appunto del nero che gioca E6, cavallo BD2, tutto secondo lo schema del colle. L'idea appunto, scusa, sistema Londra, l'idea è quello di fare questa spinta E4, ma non si sa come farla poiché solitamente per fare questa spinta in E4 il bianco si avvale di alfiere D3, quindi l'alfiere da D3 supporta questa spinta in E4. Ora, grazie a questa spinta C4, l'alfiere è un po' bloccato, quindi il nero ha giocato veramente, veramente molto bene, molto bene. Il turno del nero che ora gioca H6, H3, sviluppo dell'alfiere camposcuro e adesso il bianco dice ma io qui che cosa faccio? Adesso sviluppo questo alfiere, arrocco e la situazione qui è abbastanza tragica perché il nero ha veramente tanto spazio dalla sua parte, quindi decide per una soluzione drastica che è B3. B3 lascia debole il pedone C3, che è vero che per ora è controllato dalla donna, ma vedremo fra poche mosse che questo sarà poi l'epicentro di tutta la partita. Donna in A5, donna in A5 controlla queste situazioni, ma soprattutto apre anche la possibilità al pedone B di essere spinto. A4 è la mossa che viene giocata, adesso C per B3, cavallo per B3. Ok, adesso questo pedone C3 è veramente debole, adesso il nero organizzerà tutte le sue forze per attaccare su questo pedone C3. Tra l'altro ricordiamoci che davanti a un pedone debole si crea sempre una bellissima casa, un bellissimo avamposto per i nostri pezzi. Ritirata di donna in D8, alfiere 2, sviluppando l'alfiere e adesso chiaramente tra i piani del nero ci sono un bellissimo cavallo A5 che va in C4, torre C8 e quindi creare pressione su questa unica
colonna semiaperta del nero e andare a piazzare un bellissimo cavallo C4. Ora il cavallo, se si sposta in A5, è catturabile da questo cavallo. Vediamo che il nero troverà comunque il modo per fare una manovra del genere. A rocco corto, scusami, a rocco corto tocca al nero, a rocco corto tocca al bianco, benissimo. Torre C8, mossa più che corretta. Donna B2, questa donna cerca di andare già innanzitutto a mettere in comunicazione le torri, che abbiamo capito che è una cosa importantissima. Controlla il punto C3 e permette a una futura torre di andare in C1 e controllare ulteriormente il proprio pedone C3. Cavallo in E4 che attacca ulteriormente il punto C3, ma il vero interesse di questo cavallo C4 è quello di andare in D6. Da D6 poi potrà andare qua. Bellissimo. Torre in F va in C1, ok, sempre per supportare questo pedone. Alfiere D6, adesso appunto seguono i cambi, anche perché questo alfiere bianco non sa veramente dove andare, non si può, sì, lo puoi ritirare in H2, ma non è che ci guadagni tanto. Cattura, cattura. Oh, e adesso la casa C4 è sempre più in mano al nero. Qui è difficilmente, quasi mai, il bianco riesce a fare questa spinta liberatoria, perché questa casa è quasi sempre super controllata dal nero. Tocca al bianco che gioca cavallo in F, va in D2, cercando di aumentare il proprio controllo su questa casa, perché sa che da lì a poco il nero ci piazzerà un cavallo. Cavallo in A5, super controllando la casa C4, cambio, cambio, e adesso aumenta sempre di più la pressione su questo pedone. Il bianco gioca cavallo B3, minacciando la donna, che si sposta in C7, tenendo sempre controllo sulla casa C4, A5, il bianco cerca di prendere un po' spazio, B6, cambio, cambio, e ora in effetti anche il nero ha ora una debolezza, e quindi il bianco cercherà di fare pressione su questo pedone B6. L'unico modo per togliersi questa debolezza è quello prima o poi di farlo schiantare contro questo pedone. Cavallo D2, cercando di mantenere il controllo sulla casa C4 e iniziando ad attaccare la debolezza B6. B5 è il piano appunto quello di liberarsi di questa debolezza, e allo stesso tempo chiaramente questi due pedoni super controllano questa casa. Cavallo B3 con l'idea di prendersi l'avamposto in C5, finalmente dopo tanta preparazione il nero si prende questa casa C4 ed è indistruttibile. Ovviamente ora la cattura è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché va a formare questa catena di pedoni invulnerabile, e qui insomma si gioca molto bene. Dunque la mossa giocata dal bianco invece è donna in A2, seguita da donna C6, cavallo C5, torre in A8, donna B3. Adesso seguono un po' di mosse, comunque ricordiamoci, in una partita rapid, quindi non velocissima, ma non siamo neanche all'interno di una partita ragionata dove uno può realizzare piani di chissà che tipo. Quindi seguono un po' di mosse, così un po' di attesa, giusto per vedere se qualcosa si muove. Ti ricordo che adesso vediamo cosa succede nella colonna A. Alfiere G6, donna in D1, cavallo in D6, cambio di torri, torre per A8, torre in A1, e adesso qui siamo veramente quasi in una situazione di stallo. Perché se ora il nero cambia la torre, permette alla donna di andare sulla colonna A e quindi di controllare l'unica colonna aperta del gioco. E quindi questo non si può fare. Viceversa, neanche il bianco potrà mai cambiare questa torre, altrimenti va poi la donna nera a controllare la colonna A. Quindi ora queste due torri sono praticamente paralizzate. Cavallo C4, come dicevamo, mosse di attesa, donna C1, re in H7, H4 per dare un po' di fastidio e cercare di intrappolare anche questo alfiere, re G8, H5, alfiere H7, questo alfiere controlla questa fortissima diagonale, alfiere D1,
alfiere in F5, alfiere in E2, alfiere in H7, re in F1, re in F8, re in E1, re in E7, alfiere di 1, alfiere in F5, alfiere in E2, alfiere in H7, insomma una serie di ripetizioni e la partita finisce proprio per patta per ripetizioni di mosse. Qui anche il motore dà una posizione completamente pari e in effetti non si fa fatica a trovare dei piani di gioco buoni, no? Qui probabilmente, allora è chiaro che il bianco non può spingere questo pedone, altrimenti si crea un'altra debolezza. Quindi dovrebbe spingere semmai questo pedone G4, forse cercando delle rotture in questo modo, ma non è ben chiaro come poi va a finire. Perciò entrambi i giocatori hanno detto ok, finiamo la patta perché qui mi sa che il gioco non si smuove da qui. Abbiamo entrambi due forti avamposti. La colonna A nessuno catturerà, altrimenti regala la colonna all'altro, quindi finita così. Ok, dunque la domanda è più forte un giocatore russo o indiano, in questo caso la partita è finita in parità. Bene, spero che ti sia piaciuta questa partita, anche se è finita a patta, molte volte sono molto istruttive. Noi ci vediamo come al solito nel video di domani e ti invito a lasciare un like, un commento ed iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!